l'estate scorsa mi ha chiesto: Banane, dove mi porti in vacanza quest'anno? Costa Azzurra? Costa d'Avorio? Costa Ricca? Beh, ti porterò in Costa Meno. Mi presta un mio amico un appartamento a Lignano. Mi piace molto andare a Lignano. Sì, perché ho scoperto che un uomo sulla Luna non sarà mai interessante come una donna sotto il sole. E a Lignano ce n'è tante. E io le guardo tutte. Mi sento battere una mano sulla schiena, sulla spalla. Sì, Banane, guarda che anche dentro di me c'è una ragazza di 20 anni. Ah sì? E quando l'hai mangiata? Dopo cena cosa si fa al mare? Si va a mangiare il gelato. Nostra figlia, Margherita Dolcevita, dice: no, io con voi non esco perché siete vecchi, siete da museo, esco con le mie amiche da liceo e ci troviamo al tenda bar, poi facciamo 4 salti in padella al Cursal. No, tu con quel vestito lì non esci. Ma perché papà? Tu con quel vestito lì non esci. Ma papà, perché? Parliamoci chiaro, questo è un vestito per prostitute. Ma papà, me l'ha dato la mamma. Sono andato da mia moglie e le ho detto: Titti, bello il vestito che hai dato a Margherita, ma non ti sembra un po' troppo corto, troppo scollato, troppo trasparente, che si vede di qua, si vede di là? Era di tua mamma, me l'ha dato lei! Vabbè, Margherita è andata al Cursal e noi siamo andati a prendere il gelato, terrazza mare. Voi sapete, dopo il terrazza mare, prosegue dopo il ristorante e i negozi, prosegue con una passerella e va in mezzo al mare. E lì eravamo accarezzati dalla brezza marina, un mare di stelle sopra di noi, la luna che si specchiava in un mare argentato e la Titti con una voce molto dolce: Banane, tu che sai tutto, quella lassù è l'orsa maggiore? Abbiamo detto 1000 volte che in vacanza non parliamo di tua madre. Il giorno dopo a colazione Margherita era piena, entusiasta: papà, mamma, ho incontrato un ragazzo, mi ha riempito di complimenti, mi ha detto che ho una bella bocca, un bel naso, begli occhi, bei capelli, 2 bei airbag e anche una bella carrozzeria. Gli dice al ragazzo che se ha il coraggio di aprire il cofano, io a lui gli spacco la marmitta. Padre sono.